Cagnaccio. Bene, ci troviamo a questo bivio qua, a destra per il Cagnaccio e a sinistra abbiamo il Troilong. Noi siamo venuti su da Pradeplana, da questo lato qui. Proviamo a fare questo sentiero qua, il Cagnaccio, vediamo com'è. Pronti, via. Non mi pare di averlo mai fatto. Ah, qua c'è un altro bivio. Cagnaccio, ingegnere cane. E adesso? Per dove andiamo? Ok, allora una volta arrivati a questo bivio sono andato a controllare a piedi. Giù qua per il Cagnaccio, dopo 100 metri diventa quasi impercorribile, pieno di ramaglie, rovi, alberi caduti e si vede a malapena la traccia. Per cui andremo a fare l'ingegnere cane, su di qua a destra. Wow! Contropendenza! Wow! No, questo hai fatto male. Ma dove si arriva? Sembra ci siamo ricollegati al Troilong qui. Ah no, continua l'ingegnere cane. Passerella. Contropendenza. Giù di qua. Minchia, che compressione. Ah, qua siamo sul sentiero che va su a fare le Crode e il Toboga, se non sbaglio. Quindi quasi quasi vado su di qua, o forse il Toboga è qua sotto. Aspetta che guardo. Allora scendiamo e qua ci dovrebbe essere il Toboga. Eccolo qui. Bello rustico.
Rovi. Qua siamo sul canalone. Eccoci, Aligonte. Ottimo.